Avvocato Franco Conte, lei è presidente del Codacons regionale Veneto ed è oggi qui in redazione con noi proprio nel giorno, il 21 aprile, in cui parte il tour per l'offerta pubblica per la sottoscrizione delle azioni della Banca Popolare di Vicenza. Il prezzo sostanzialmente, leggendo la stampa, leggendo i documenti anche della banca, è sostanzialmente già fissato in 10 centesimi, cioè la banca oggi è valorizzata a 10 milioni di euro sostanzialmente, e parte il 21 aprile. Io vengo da Roma, 21 aprile tanti anni fa era il Natale di Roma. Oggi che Natale è per i vecchi soci e per i possibili nuovi soci? Beh, per i vecchi soci continua un calvario che avrà fine, e secondo me positivamente, con le prime sentenze, dove emergerà in tutta evidenza questa enorme macchinazione a danno del risparmio, e quindi io sono assolutamente, colgo l'occasione per sottolinearlo, fiducioso che queste cause restituiranno ai risparmiatori i loro soldi con gli interessi. Quindi coraggio, non scoraggiatevi, non mollate, non vi fate indurre a tristezza dicendo che fine è stata brutta, voglio dimenticare, guardo dall'altra parte, è finita. No, questa vicenda finirà bene, perché i risparmiatori, quelli che hanno comprato azioni mutualistiche, quelli che non volevano speculare, avranno ragione di fronte ai giudici. Ecco, lei ha detto un concetto fondamentale, mutualistica, poi ci torniamo. Quante sono le azioni oggi in corso? Le azioni sono circa, quelle della Popolare di Vicenza, circa 100 milioni, 102, 103 milioni. No, parlo, scusi, le azioni legali in corso. Le chiedo scusa. Le azioni legali in corso, ecco, anche questo una indicazione. A noi risultano circa 3.000, una parte sono nostre, una parte sono degli altri, circa 3.000 azionisti che sono attivati. Questo è già un dato, e questo è un dato già preoccupante, perché 3.000 su 120.000 azionisti vuol dire che la gente se l'è messa via, si è arresa, e questo questo è drammatico, perché questo dimostra che siamo non solo pecore, ma proprio siamo anche fessi. Insomma, ecco, la gente deve reagire, perché, torno a dire, dovrebbero esserci almeno su 120.000 azionisti, almeno 118.000 che fanno causa, e 2.000 quelli che investivano per speculare. Vabbè, quelli siano tranquilli al mare. Ci sono dei tempi di scadenza per proporre questi ricorsi, oppure magari, perché bravo. Se ci saranno degli esiti positivi, probabilmente alcuni agnelli, oppure costretti a essere agnelli, perché bisogna anche pagarsi un avvocato e così via, potrebbero essere incoraggiati a intraprendere le azioni che fino ad oggi ufficialmente sono state scoraggiate, se vogliamo, no? Ecco, quali sono i tempi oltre i quali non si potrà fare più niente? Allora, la prima cosa che suggeriamo noi, come fanno anche altri, è che devono scrivere una lettera alla banca, direttamente loro o tramite l'associazione che li tutela, in cui dicono: cara banca, faccio presente che io, in sintesi, io sono possessore di X azioni e eventualmente anche di X obbligazioni, perché la situazione diventa brutta anche per quello, e le ho comprate nell'ottica di avere un risparmio protetto e sicuro. Siccome dalle notizie di stampa vedo che c'è un casino, allora io vi faccio presente che quel contratto che ho fatto con voi per me non vale, quindi io vi do indietro sto pezzo di carta, voi mi date indietro i miei soldi, firmato l'associazione e la firma dell'interessato alla banca. Questo praticamente vi mette al sicuro rispetto al fatto che il vostro silenzio venga interpretato come passiva accettazione, come consenso a quello che sta succedendo, ma soprattutto avvisa che c'è un contenzioso ben superiore a quello registrato delle 3.000 cause, dei 3.000 reclami che paiono pervenuti, perché questo deve mettere in condizione anche Atlanta e tutti quelli che vanno a comprare le azioni che si prendano questa banca, ma devono pagare i debiti verso gli azionisti, devono pagare il risarcimento verso gli azionisti ingannati e traditi. Dove finisce la responsabilità di Zonin? Io dico Zonin per identificare tutto un gruppo, quindi è chiaro che fa da riferimento, poi sarà la magistratura ad andare a fondo, speriamo che lo faccia in tempi umani. Dove finisce la responsabilità di Zonin e del suo gruppo, e dove inizia, se c'è, quella di Olio e del suo gruppo?
Ma devo dire con molta franchezza questa domanda non è più proponibile, perché dopo che l'Assemblea del 26 aprile ha rigettato la proposta di fare l'azione di responsabilità 26 marzo, chiedo scusa, l'ultima Assemblea, che ha rigettato la proposta di avviare l'azione di responsabilità, tra l'altro il Presidente Dolcetta l'aveva anche, visto il cognome, l'aveva anche addolcita, l'aveva smussata per non renderla troppo aggressiva, e questo l'avevamo anche accettato, perché siamo uomini di mondo, i compromessi sanno da fare, ma il fatto che sia stata respinta la proposta di azione di responsabilità verso Zonini e gli altri è evidente che segna una continuità sostanziale, cioè quando alla domanda questi sono peggio o meglio di quelli di prima, la risposta è sono gli stessi, con una maschera diversa, ma sono gli stessi. Il danno economico comunque è sostanziale, enorme. Noi ci interessiamo di più del Veneto e ancora di più di Vicenza. Quando si dice che la patrimonializzazione delle azioni precedenti, quelle in cui il valore era fissato dalla banca stessa, diciamo che erano circa 6 miliardi, 105 milioni di azioni a 62,5 euro, eccetera, eccetera. Questi soldi che fossero stati investiti poco tempo fa, quindi pagati la cifra di 62 euro, o che fossero stati investiti prima, erano dei valori su cui la gente contava per risparmio, per utilizzarli per comprare la macchina al nipote, per pagare il mutuo. Quanto peserà questa sparizione di 6 miliardi dall'economia locale, sull'economia locale? Beh, la prima cosa più drammatica da valutare è questa, come giustamente diceva lei, direttore. Questa era la famosa musina privatistica dei Veneti. I Veneti che hanno una grande propensione al risparmio, avevano messo da parte questi soldi per le loro emergenze e la loro assicurazione fai da te, sul presupposto di avere una cosa garantita e sicura. Venuta prima ancora della perdita economica, qua c'è in gioco la perdita di fiducia nel futuro, cioè gli è stato tolto un piedistallo solido e la gente oggi naviga senza soldi sulle sabbie mobili, cioè psicologicamente per quello ho esordito con questa intervista dicendo non mollate, alzate la testa, perché altrimenti appunto la gente si trova nel deserto di prospettive e crisi. I genitori che avevano comprato per i figli queste azioni come avvio, come dote, oppure il marito che diceva per avviargli un'attività loro, per comprargli casa. Ma quanti casi ho di mariti che hanno intestato alle mogli dicendo qualunque cosa succeda, Maria, questa è la tua vecchiaia sicura. Io la sto portando a risposte rapide, la ringrazio, perché sono cose anche pratiche, perché per i nostri lettori che sono spesso anche suoi associati probabilmente. Certo, io dicevo, questi 6 miliardi sono un numero pesante e colpiscono le possibilità delle singole persone, colpiscono la sicurezza, come diceva lei, ma se voi avete fatto una valutazione in termini moltiplicativi che danno portino sull'indotto, perché sono soldi non disponibili per promuovere attività commerciali, per comprare, per vendere? Dunque, questa è una questione di economia. Quando io brucio banconote, qui su sta banconote, riduco la velocità di circolazione della moneta perché ce n'è meno, e questo ha degli effetti drammatici sugli acquisti, sul commercio, su tutto ciò che di economico è basato sul denaro. Quindi non sono tanto i 6 miliardi che non ci sono più, ma è come una leva. Questi miliardi erano come una leva dove, sì, ma avevo colto, quindi una leva dove l'ottimismo, la speranza eccetera rendeva più feconda questi 6 miliardi e quindi valevano in termini di relazioni, di serenità, valevano molto di più. Adesso che non ci sono, non mancano 6 miliardi, è il futuro che è stato spento. E questo vuol dire caduta degli acquisti, caduta di iniziative. Ci sono persone che avevano cominciato i lavori per dare dei lavori per fare o un garage o la casa per il figlio, che è andato in banca a dire vendo le azioni perché mi servono i soldi per fare questi lavori che ho cominciato. L'ha detto ma non fare lo sciocco, ti facciamo noi un prestito, adesso abbiamo i lavori bloccati, un pezzo di carta e in debito, e quindi i lavori bloccati per la quindi tutto quello che era l'indotto, una casa nuova, la famiglia da avviare con il figlio che deve andare nella casa, tutto bloccato, e in più con il peso del debito. Ecco, cosa consegue gli utenti privati, immagino, non segue le aziende, non segue le piccole imprese. Questo discorso comunque si potrebbe fare anche per le tante piccole imprese artigianali o piccole imprese che
L'impresa artigiana la seguiamo perché di fatto è unipersonale. Esatto, però anche le SRL che sono finanziate in questo modo, puoi immaginare, immaginiamo tutti il dramma che c'è. Io vorrei che anche i nostri politici vorrei che si soffermassero su questo aspetto, che probabilmente Vicenza impiegherà degli anni a riprendersi da questo colpo e da città traino per l'economia potrebbe andare in retrovie. Certamente, credo qui ti metto tutti insieme. La classe politica credo che abbia sottovalutato questo fenomeno, cioè abbia assolutamente sottovalutato questa situazione, perché, come si diceva prima, è molto più ampia la voragine. Faccio solo degli esempi concreti. Senza questi, cioè è venuto meno il meccanismo della fiducia, cioè la fiducia, come diciamo noi, è l'elemento che ha qualificato il successo del modello veneto. Tra veneti c'era fiducia, affidabilità, relazione, coesione, inclusione. Bene, con questa situazione io ho perso la fiducia e allora la domanda è: dove porterò i soldi adesso? Li porto in una banca del territorio? No, perché si è verificato che sono bande del territorio, non banche del territorio, e quindi non darò più, le porto a questi nuovi consigli di amministrazione che non hanno nessun credito, e chi non ha credito non può fare credito, quindi ci sarà una fuga verso la sigla straniera, ci sarà una fuga verso il materasso, ci sarà una fuga, non faccio nomi perché non voglio fare propaganda, ma voglio dire, le poste che sono sempre state viste come il luogo di passiva, un sinonimo di materasso, quasi non civile, non moderno. Dove hai i soldi? Alle poste, Mona, le poste, ecco, diventeranno l'Eldorado, il terminale, cioè, e quindi tutta quella possibilità anche di investire, di avviare attività, viene meno. Quindi la recessione è quasi garantita. Io penso sia già in atto. Comunque, lei ha detto le poste, è facile la battuta del Fondo Atlante, uno dei sottoscrittori, un po' come garante della moral suasion del governo, è la Cassa Depositi e Prestiti, di cui il nostro sindaco Variati è entrato anche nel Consiglio di amministrazione. Questo può essere un ruolo importante, lo ricordavo soltanto come informazione. Ma visto che lei sta dicendo una cosa importante, si è persa la fiducia, i soci che erano anche clienti di questa banca, che sono anche clienti di questa banca, hanno perso la fiducia. In fondo, scusate bisticci, però il Fondo Atlante sta comprando a pochissimo l'avviamento della banca, che è anche la clientela che ha. Ma se questa clientela dovesse fuggire perché si è interrotto il meccanismo di fiducia, sta comprando il niente. E allora la domanda che le faccio è, ho letto su alcuni giornali, anche locali, soprattutto locali, che si sta prospettando un affare, che alleluia, è andato tutto male, morto il re, vive il re, perché è vero che chi ha investito ha perso tutto, diciamo 10 centesimi vuol dire aver perso tutto, però siccome il target price, quando ci sono parole inglesi io mi spavento sempre, il target price di questa banca è fissato intorno ai 4 euro, chi compra oggi diventa ricco domani. Lei sembra un po' in contraddizione col fatto che forse sta comprando oggi che qualcosa che poi così pieno non è. Cosa consiglia lei ai suoi associati, quelli di Codacons, ma anche agli altri? Comprare azioni adesso per recuperare oppure no? Allora, primo riferimento, quando vi ho fatto manifestazioni con Don Torta, persona meritevole di dare un po' di speranza col suo impegno, mi ha fatto leggere in chiesa un passo che mi ero dimenticato, quando Pinocchio, su consiglio della gatto e la volpe, dai 4 zecchini e dice: mettili sottoterra e domani mattina avrai un albero di zecchini e potrai coglierne quanti ne vuoi. Ecco, questa esordio dicendo c'è il target price sembra proprio il gatto e la volpe. Tu metti i tuoi 4 zecchini sottoterra e domani vedrai il prezzo a 4 euro. Quindi prudenza. Io comunque alla domanda rispondo secco: no all'aumento di capitale, no, per 2 motivi. Il primo proprio morale. Io assisto, come Codacons noi assistiamo, dei risparmiatori, cioè gente che comprava azioni di sicurezza, di prospettiva di tutelare la fatica di una vita, i risparmi di una vita, e non voleva guadagni, voleva la sicurezza dell'investimento. Questa gente, risparmiatori, tutelati dall'articolo 47 della Costituzione, che non solo dice la Repubblica
promuove, ma dice promuove e tutela il risparmio. Quindi ci sono due azioni. Questa gente non può comprare le nuove azioni, perché le nuove azioni sono intanto una SPA, azioni non mutualistiche, e soprattutto sono assolutamente speculative. Allora io come faccio a consigliare a chi viene da me a dirmi sono un risparmiatore tradito, ma cerca di recuperare un po' delle perdite andando a fare la speculazione? Fai prima andare al casino a puntare sul rosso sul nero, il risultato è lo stesso, ma siccome tu non vai a giocare, siccome non sei uno speculatore, così proprio deontologicamente, moralmente diciamo ai nostri assistiti non sottoscrivete le nuove azioni. Secondo motivo, ma un nuovo iscritto può dire vabbè, ma qualche lira, qualche euro io lo potrei anche provare a vedere se guadagno, e io gli rispondo, ma rispetto a queste persone che hanno il nome di bolla per Veneto Banca e di dolcetta di qua, che non hanno di fatto ancora avviato neanche un divieto di una multa per divieto di sosta a Zonin e a Trinca, quelli che hanno portato avanti, a queste persone qua come faccio a dare credito? Cioè sono persone non credibili. Allora una volta ci sei cascato, che adesso tu li segua nei progetti di rilancio, di speranza, e veramente anche se vuoi speculare ti diciamo che questa gente non merita la tua fiducia, quindi 2 volte no, perché sei un risparmiatore e come tale quindi ti tieni da parte della speculazione. 2, questa gente qui non merita fiducia perché è la stessa che ha creato la macchina che ha portato a questo disastro. La ringrazio.